Sta per iniziare anche oggi, come avviene tutti i giorni, 7 giorni su 7, la staffetta della solidarietà per consegnare il pane a chi ha bisogno. Così il panificatore veneziano Sergio Puppola, con i suoi 2 punti vendita a Lido di Venezia, ha inventato la staffetta del pane. Nel pomeriggio il pane rimasto invenduto, ma ancora fresco di giornata, viene caricato nei suoi automezzi e portato in dono ai più poveri e bisognosi della città. Il pane che non viene venduto è un delitto buttarlo via con tanta miseria che c'è, tanta gente che ha bisogno. Quindi il pane io alla fine della giornata lo prendiamo col nostro camioncino e lo portiamo in qualche istituto dal parroco della parrocchia o gli ospedali qua di anziani, una cosa o l'altra. Quindi è pane che è buonissimo, che si può mangiare anche il giorno dopo. Le richieste di aiuto sono drammaticamente aumentate anche a Venezia, Lido e nelle isole. La gente si guarda bene di spendere anche i centesimi, perché c'è gente che viene e chiede un panino, me lo pesa, quanto viene, quanto costa. La gente è sempre più povera. Spero che anche i miei colleghi non lo buttino là, sì, possono fare il pan grattato, possono fare tante cose, però dopo un certo momento il pane o lo buttano via o fanno qualcosa. Io credo che sia una bella cosa che tutti seguano le orme di chi cerca di fare del bene. Non è una cosa, non è un eroismo, me lo sento dentro,